Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Il femminicidio, suicidio a Pertegada di Latisana, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78, poi si è tolto la vita. Vediamo un titolo del Messaggero Veneto, sono anzi le foto delle due vittime e poi ovviamente forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile sul luogo della tragedia. Vediamo il servizio della nostra redazione di Pordenone. L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. Luigi Codotto, 80 anni, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina prima di raggiungere la camera da letto e uccidere la moglie, Luigia Rossi, 78 anni, con un colpo di accetta alla testa e poi togliersi la vita in soggiorno, trafiggendosi il torace con un coltello. Tecnicamente è un femminicidio-suicidio, ma l'età della vittima e del marito, il biglietto lasciato e il contesto in cui è maturato il fatto di sangue lo riconducono ad un disagio familiare finito in tragedia. Era un disagio già trascinato un po' nel tempo. Non c'erano segnali? E come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. La scoperta dei due corpi senza vita nella casa al piano terra della bifamiliare in via Casette a Pertegada, frazione di Latisana, l'ha fatta la sorella della vittima, che non riuscendo a contattarli al telefono si è recata sul posto ed è riuscita ad entrare lanciando l'allarme. Il particolare, apparentemente senza alcun senso, del non aprite l'acqua, nel messaggio scritto sul biglietto, spiega la presenza dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. I pompieri hanno fatto verifiche sia sulla presenza di gas nell'impianto di riscaldamento che di sostanze eventualmente presenti nell'impianto idrico, con esito negativo. Sul posto il pubblico ministero Andrea Gondolo con il medico legale Carlo Moreschi. Il patologo ha indossato la tuta bianca dei carabinieri ed ha effettuato insieme ai militari del reparto scientifico il sopralluogo nell'appartamento ed effettuato l'esame esterno dei corpi. Sarà poi disposta l'autopsia per chiarire il momento in cui si è consumato il delitto e poi il suicidio. Luigi Codotto aveva alternato il lavoro di bagnino nella vicina Lignano Sabbiadoro a quello di operaio prima di andare in pensione. La moglie era casalinga. Nella bifamiliare di via Casette, al piano superiore, abita il figlio Alessio, assente da qualche giorno. Le altre due figlie, Susanna ed Elisa, risiedono altrove. Servizio di Francesco Pezzella, vediamo le reazioni nella comunità ovviamente sotto shock, parlano parenti, residenti e il sindaco. Una situazione familiare non serena, ma nulla poteva far presagire un epilogo così drammatico per i due coniugi trovati morti nella loro casa di Latisana. Lo racconta ai nostri microfoni il cognato. Vivevano molto soli, nella solitudine. Questo è quello che è accaduto purtroppo ed è terribile. Come ha saputo lei quello che era avvenuto qui? È da mio cognato che ha sposato la sorella di mia moglie, che anche lei è morta un po' di anni fa. Sgomento anche tra i residenti della zona, travolti da un evento di cronaca nera difficile da gestire. Sì, erano tranquilli, sì, gente tranquilla insomma. Qualche bisticcio in casa se li ha tutti, ma d'altronde andavano d'accordo. Problema di solitudine forse? Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi. Abito qua io, perché ho visto i carabinieri, tornando dietro ho chiesto all'appuntato ai carabinieri cosa è successo, è qualcosa, diciamo. Dopo ho immaginato subito, insomma. Ed io abito lì. Sì, no, per me erano persone per bene, non si è mai sentito dire niente. Non aveva mai avuto segnali che potesse succedere qualcosa di strano? Sì, non ci si frequentava, ci si salutava quando ci si incontrava, ma non di più. Ecco, però uscivano anche insieme? D'estate sì, magari qualche volta se li vedeva, ma non... L'omicidio-suicidio ha creato inoltre notevole sconforto in tutta la comunità di Latisana, come confermato dal sindaco Lanfranco Sette. Le forze dell'ordine stanno verificando i contorni di una vicenda che sta segnando la comunità, sto ricevendo chiamate e soprattutto manifestazioni di costernazione e di grande dispiacere. Purtroppo è accaduto un fatto che a volte si sente nella cronaca nazionale
cercheremo di dare supporto a chi necessita per quanto è accaduto. Quindi una famiglia perfettamente normale e al momento, in questo preciso istante, non abbiamo elementi da poter riferire anche per opportuna privacy, però quello che può essere detto appunto è che non vi erano procedimenti in essere, insomma. È una vera e propria tragedia, ne diamo conto di altri casi che avvengono in simili circostanze. Qui si è parlato, l'assassino ha parlato di un gesto d'amore per mettere fine alle sofferenze della moglie e anche alle sue personali, ma ovviamente questo lo accerterà l'inchiesta. La violenza e i maltrattamenti alla compagna incinta. È stato arrestato un 28enne veneziano che faceva scaricare il proprio braccialetto elettronico proprio per eludere i controlli. Faceva scaricare il braccialetto elettronico per metterlo fuori uso, la polizia lo scopre e lo arresta. Già colpito dal divieto di avvicinamento alla compagna, il 28enne è ritenuto responsabile di maltrattamenti e di aver intenzionalmente evitato di caricare il bracciale, rendendo così inefficace la misura. L'indagato era stato denunciato dalla compagna lo scorso ottobre ai poliziotti, che ne avevano delineato un grave quadro indiziario. Il giovane, infatti, nell'arco dei 4 anni di relazione, dalla quale recentemente era nata anche una bambina, avrebbe sottoposto a frequenti vessazioni fisiche e psicologiche la donna, maltrattandolo anche durante e dopo la gravidanza e non contribuendo ad alcun sostegno economico. Così il tribunale aveva disposto nei confronti dell'uomo la misura di allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con la relativa applicazione del braccialetto elettronico. Gli investigatori del commissariato di Mestre, specializzati nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, hanno continuato a monitorare la situazione, trovandolo in un'occasione oltre la distanza disposta dal giudice e accertando inoltre che l'uomo non caricava il dispositivo, vanificando di fatto il sistema di controllo. Andiamo a Mestre per l'inchiesta Palude, dove le difese degli imputati chiedono che la CGIL venga esclusa come parte civile. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in Aula Bunker a Mestre. Proprio come hai detto tu, questa la richiesta sia per quanto riguarda CGIL che anche le altre parti civili. Proprio in questo momento il giudice Andrea Innocenti si è ritirato in Camera di Consiglio per decidere e ci ritroveremo tra circa un'ora per capire qual è stata la sua decisione. Qui insieme a me però, come vedete, c'è l'avvocato Renzo Fogliata in difesa di SCTV e UM. Allora, questa mattinata, avvocato, com'è stata, com'è andata? Diciamo è più una questione di tecnicismi che altro. Sì, confermo, finora è stata dedicata solo alle questioni di inammissibilità o esclusione delle parti civili che si sono costituite. Io rappresento AVM e ACTV, sono state formulate delle eccezioni dei difensori degli imputati, ci sono state le osservazioni da parte nostra per rimanere in aula quali parti e il giudice si è ritirato in Camera di Consiglio per decidere queste precise questioni. Ecco, la CGIL sicuramente queste richieste non le prende bene. Io non posso commentare la costituzione di parte civile della CGIL e dell'ottimo collega che rappresenta l'ente, che si è difeso questa mattina appunto per resistere alle obiezioni di esclusione e di inammissibilità. Ecco, quando il giudice rientrerà in aula tra circa un'ora, cosa accadrà? Il giudice leggerà un'ordinanza con la quale appunto avrà deciso chi rimane e chi no, se confermare le costituzioni di parte civile oppure no, dopodiché comincerà le questioni preliminari, quindi tutte le eccezioni tecniche di nullità e quant'altro. Ecco, avete dunque sentito, ribadiamo come abbiamo detto anche ieri che in aula non era presente il principale indagato, il sindaco Luigi Brugnaro, difeso dall'avvocato Rampinelli, così come non era presente Morris Cerone ed altri. In aula c'erano invece Luis Lotti, il braccio destro del magnate cinese Ching, nemmeno lui in aula, e anche l'ex dirigente di IVE Alessandra Bolognini era in
in aula. Per quanto riguarda invece gli altri erano presenti appunto solamente i legali. Questo dunque quello che è accaduto finora qui in Aula Bunker a Mestre. Se non ci sono domande, direttore, io restituisco la linea allo studio e ringrazio l'avvocato Fogliatta. Grazie molte Ilaria Marchiori, l'avvocato Fogliatta, Sandro Ponchio, il nostro operatore. Adesso andiamo in diretta a Padova perché nella zona di Borgomagno continuano le violenze e le aggressioni. Un'altra persona è stata rapinata, i residenti sono esasperati. Chiara Gaiani in diretta con Federico Cibotto. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo in via Toti, per la precisione, a ridosso del cavalcavia Borgomagno. Ringraziamo Eleonora Mosco, consigliera regionale e anche capogruppo in consiglio comunale della Lega Nord, che di quest'area si sta occupando da molto tempo. La notizia di cronaca da cui partiamo è questa. 2 sere fa un ragazzo di 22 anni stava arrivando proprio qui dove ci troviamo con Federico Cibotto in bicicletta, è stato avvicinato da un 27enne del Gambia senza fissa dimora che prima gli ha proposto della droga, poi avendo ricevuto un rifiuto gli ha chiesto di fare una telefonata ed è fuggito col suo smartphone. Il giovane ha provato a raggiungerlo per riprendersi il telefono ma ha ricevuto un pugno in faccia, ma i residenti purtroppo, ai noi, abituati a fatti di questo tipo, avevano già chiamato i carabinieri che sono arrivati e lo hanno arrestato. Residenti che si sono, pensate, addirittura costituiti in associazione. Consigliera Mosco, su questa zona lei anche solo una settimana fa ha fatto delle segnalazioni. Questa resta una delle aree più pericolose di Padova, a ridosso della stazione, un punto di passaggio anche in bicicletta, anche a piedi, resta una zona molto pericolosa. Sì, una zona pericolosa che richiederebbe anche maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale, su cui noi chiediamo interventi urgenti perché la situazione sta continuando a peggiorare. Dopodiché io contesto ovviamente questo atteggiamento negazionista di fronte a alla situazione della sicurezza a Padova, perché fatti come quello di questa sera dimostrano che non è percezione ma che è realtà. I cittadini attendono risposte che arrivano dalle forze dell'ordine, che ringrazio per la prontezza e per la tempestività con cui intervengono in queste situazioni emergenziali, e ringrazio anche il governo che, a fronte anche di questa nota situazione padovana, è intervenuto con l'arrivo imminente di nuovi agenti della Polizia di Stato e che auspichiamo nel prossimo decreto sicurezza preveda anche queste zone rosse permanenti, ed è ovviamente la dimostrazione di quanto debbano intervenire enti ed istituzioni terze rispetto a chi ha anche competenza come l'amministrazione comunale. Quindi auspichiamo che le zone rosse vengano, salvo il principio che noi come Lega difendiamo, che è quello della sicurezza pubblica integrata, cioè repressione e prevenzione congiuntamente, ma questi fatti dimostrano come l'azione di presidio e controllo del territorio sia indispensabile. Ecco, lei aveva fatto anche proprio una proposta concreta all'amministrazione comunale, la vuole condividere con noi? Beh, qui dietro noi abbiamo il Central Park, che è un parcheggio gestito da APS, che è centro ricettacolo di senza fissa dimora, ma anche ci sono stati negli ultimi mesi episodi di suicidi e anche di risse e di spaccio di droga. Questo perché? Perché l'accesso ovviamente è consentito H24, quindi ci sono anche dei garage nei primi piani dei privati che vengono totalmente divelti e diventano dei veri e propri anche appartamenti abusivi, e quindi ci sono i proprietari che sono veramente ostaggio della delinquenza, che quindi spendono per poter con i fabbri insomma lucchettare ancora di più i loro garage. Quindi la situazione veramente penso sia al paradosso. Una proposta di buon senso è quella di prevederne per esempio la chiusura nella fase notturna di questo garage. Questo non consentirebbe quindi questi episodi e l'accesso indiscriminato in almeno una parte della giornata. Ecco, allora davvero grazie a Eleonora Mosco, consigliera regionale della Lega, grazie al collega Federico Cibotto. Questa situazione noi continueremo a seguirla, i servizi nelle edizioni di questa sera. Direttore, a terra linea. Grazie molte Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Può esserci un giorno in cui non dobbiamo riferire di furti? No, non c'è mai giorno in cui i ladri non siano operativi. Questa volta andiamo a Tarso, dove
dove c'è la nostra inviata Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Marta. Sì, è proprio così. Buongiorno da Tarzo. Anche qui l'ennesimo raid di furti è accaduto nella giornata di ieri. Il paese è stato preso di mira da una banda di ladri che hanno assaltato diverse abitazioni dal mattino alla sera. Tra le varie case prese di mira anche quella dell'assessore Simone Baldassara. Qui con me abbiamo suo padre Daniele. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? Ieri sera verso le 6:30 mio figlio era a casa, è uscito perché doveva andare via e viene fuori e va verso la macchina e in cortile si è trovato due personaggi davanti, due persone, convinto che fosse il fratello e la compagna, invece si è avvicinato un po' e ha visto che c'erano due, in pratica con due passamontagne e due spranghe. Ero alta, fermate, cosa fate qua? E come fate così? Sono partiti, hanno saltato il cancello, sono venuti giù e in pratica sono fuggiti qua dietro il cimitero. Io ero via, sì, mi ha chiamato, papà i ladri sono venuto su, ma erano andati via. Ecco, peraltro non è l'unico caso, ce ne sono stati diversi, appunto dicevamo ieri, uno sicuramente molto preoccupante è quello che è accaduto proprio alla compagna dell'assessore che se li è trovati dentro casa. Se ieri mattina verso le 10:30 papà mi chiama che era al lavoro, vai via perché sono entrati i ladri dalla Tatiana, sono andato via, in pratica lei è a casa perché sta poco bene, era in camera e lei ha un cane dentro e diciamo in un attimo e il cane comincia a ringhiare e lei si alza e come è entrata in corridoio ha visto la porta dell'ingresso chiudersi e in pratica c'era uno dentro a casa, era entrato dentro nella sua abitazione. Era riuscito a rubare qualcosa? No, niente, per fortuna niente, perché è stato il cane che l'ha fermato, che l'ha ringhiato. Ecco, quindi insomma la situazione è questa, perché poi sono andati e sono anche riusciti a mettere a segno un furto nel condominio, nella via qui dietro. Qui con me c'è il sindaco di Tarzo, Gianangelo Boff. Sindaco, è una situazione questa che sta davvero preoccupando gli abitanti del suo comune. È una situazione che persiste da tempo in molti comuni dell'area del Vittoriese. Diciamo che il problema è legato soprattutto al fatto, a nostro avviso, della vicinanza all'autostrada e quindi l'accento delle persone che ieri sera si sono allontanate era un accento dell'est, quindi si presume siano anche persone pendolari che partono dai loro paesi d'origine per venire qui a delinquere e poi rientrare, e la vicinanza all'autostrada, e se pensiamo che in un'ora e mezza si riesce a essere a Trieste, è molto facile. Generalmente, come si è visto anche ieri sera, non entrano in case abitate, appena si accorgono che c'è una presenza scappano, come è accaduto anche ieri sera. Noi dai numeri e delle tipologie di furti che vengono riscontrati abbiamo appurato, grazie anche alla collaborazione con le forze dell'ordine, che le abitazioni dotate di sistema d'allarme sono meno bersagliate, molto meno bersagliate rispetto a quelle non. Quindi come comune ci siamo attivati, faremo uscire adesso a febbraio un bando dove il comune contribuisce fino al 25% della spesa per l'installazione di impianti di allarme nelle abitazioni, in modo da avere il maggior numero di case possibile che siano dotate di un impianto d'allarme. Questo è molto importante. Comunque l'attività che stiamo facendo anche con la polizia locale, c'è una sinergia tra la polizia locale e i carabinieri, dove la polizia locale sta cercando di sollevare i carabinieri da delle incombenze sulla parte stradale, di modo che questi possono concentrare maggiormente risorse sulla parte proprio legata ai furti. Quindi la sinergia fra la polizia locale associata di Vittorio Veneto e Tarzo e Revine Lago e i carabinieri
c'è una buona sinergia, speriamo che a breve possa portare anche dei frutti, perché comunque ieri sera le pattuglie sono arrivate subito, ho ricevuto la telefonata del maggiore Galante del comando di Vittorio Veneto e del maresciallo Orru, che subito si sono interessati, subito hanno raccolto le informazioni, i dati eccetera, e nel giro di pochi minuti c'erano le volanti dei carabinieri che presidiavano il territorio, che poi sono rimaste anche durante tutta la notte, quindi diciamo che la collaborazione è molto buona, ovviamente è difficile individuare queste persone che si muovono in maniera randomica sui vari comuni senza una logica precisa. Ecco, grazie allora al sindaco. Da Tarso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangon e al nostro operatore Nicoletta Rizzetto. Vediamo dal Gazzettino una anziana derubata dal ladro in calle a Venezia, un cameriere eroe vede la scena e blocca il bandito. Ho agito distinto, non potevo stare fermo. Mohamed Zrad, per tutti Simone, non se ne fa un vanto. Quando l'ho vista spinta per terra non potevo stare fermo, anche se in quel momento eravamo in servizio solo in due. Ancora furti anche in Friuli Venezia Giulia. 3 colpi dei ladri nelle ville di Duino a Orisina nel corso di una sola notte, portati via oro e gioielli. È una banda specializzata. Una banda specializzata in furti nelle ville torna in azione sul Carso. I colpi sono stati concentrati nella notte fra martedì e mercoledì nella zona di Aurisina, tutto fra le 20 e l'1 di notte, in una zona ideale per raccogliere quanto possibile e scomparire oltre il confine, sfruttando uno dei valichi agricoli dell'altipiano. La prima intrusione all'ora di cena in una casa della zona della stazione, dove però i malviventi non hanno trovato nulla di interessante. Attorno alle 22 il blitz nell'abitazione sita ad Aurisina Cave. Sono entrati rompendo una finestra e in camera da letto hanno fatto incetta di oro e preziosi per alcune migliaia di euro. Poi altro furto in una casa di Borgo San Mauro, ancora una volta al centro dell'attenzione gli oggetti preziosi e i contanti. Si tratta di 3 episodi a cui però potrebbero sommarsi ulteriori denunce nelle prossime ore, che rimettono al centro dell'attenzione la sicurezza nelle frazioni meno popolate, zone residenziali di pregio e non, che sono più difficili da monitorare da polizia e carabinieri, che stanno lavorando su possibili immagini registrate dagli impianti di sorveglianza. Servizio di Marco Stabile. Vediamo l'aggressione all'anziano nel cimitero di Borgo Veneto. Per chiudere il cerchio sulle indagini, le forbici che sono state usate da un 44enne arrestato sono state inviate a RIS di Parma. Saranno i carabinieri del RIS di Parma a chiudere il cerchio sul fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Rovigo sull'aggressione al 76enne di Borgo Veneto, colpito con una forbiciata al mento mentre pregava sulla tomba di famiglia in cimitero. L'anziano era entrato alle 10 del mattino del 10 novembre scorso, seguito dall'aggressore che, dopo aver tentato di rubargli il portafoglio, alla reazione della vittima aveva ingaggiato una zuffa con lui, colpendolo con la forbice e facendogli battere la testa contro una colonna di un porticato. L'anziano, dopo aver dato l'allarme, era stato soccorso e ricoverato in ospedale a Schiavonia. L'aggressore, un 44enne siciliano, si era dato alla fuga in auto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del comune, tanto che già nel primo pomeriggio era stato arrestato dai carabinieri nel Veronese. Il 44enne, che ha ammesso le sue responsabilità, deve rispondere di rapina pluriaggravata. L'analisi delle forbici chiesta dalla Procura di Rovigo permetterà di completare il quadro accusatorio. La tragedia avvenuta in una palestra, sono sotto esecuzione gli accertamenti diagnostici per stabilire le cause della morte di Vania Vettorazzo. L'ipotesi rimane quella di embolia provocata dalla pillola anticoncezionale. Un malore improvviso, degenerato in poco tempo, lasciando nella disperazione la famiglia, gli amici e quanti conoscevano Vania Vettorazzo. 22 anni, tanti sogni, lo studio, la laurea ed un futuro all'estero.
L'ipotesi è che la giovane possa essere morta per un'embolia provocata dalla pillola che assumeva, un malore che non le ha lasciato scampo. Nelle prossime ore saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici per fugare ogni dubbio e dare delle risposte ai genitori e al fratello. Solo qualche mese fa, in estate, a Caorle, un'altra giovanissima, solo 14 anni, Matilde Valeri, era stata stroncata da questa patologia. Il problema forse è legato anche al fatto che sono cambiate le linee guida a livello nazionale ma soprattutto internazionale, dove sostanzialmente non serve più fare degli esami del sangue per capire se la pillola, che potenzialmente potrebbe dare dei disturbi alla coagulazione, perché diventa di fatto, potrebbe diventare un problema e quindi il rischio è minimo, ma potrebbe anche creare delle embolie, come si suppone che sia questo caso. Oggi le linee guida dicono che basta fare un'anamnesi corretta, quindi chiedere se c'è familiarità eccetera eccetera, e dopo non è obbligatorio prescrivere degli esami del sangue per verificare questo. Non bisogna fare allarmismi, tiene a precisare il direttore generale dell'ULSS 2, ma sarebbe importante chiedere consiglio al proprio ginecologo e magari valutare assieme a lui un approfondimento in più prima di assumere la pillola. L'embolia, fra l'altro, arriva senza prima la manifestazione di gravi sintomi. Credo che sia quasi impossibile definirlo, perché sono cose che, come si suol dire, compaiono all'improvviso purtroppo, come un caso, come può succedere con un infarto che non è tipico dell'età giovanile. Comunque voglio dire, se capita, come è stato in questo caso qua, è veramente una sfortuna, purtroppo le cose da fare sono difficili, cioè è difficile. I nostri so che sono stati a fare la rianimazione per diverso tempo e purtroppo la situazione era già tragica quando sono intervenuti. Il cuore di Vania non ha più ripreso a battere. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'esatta causa di questa tragedia. Se fosse accertata l'embolia provocata dalla pillola, sarebbero 2 casi in Veneto in pochi mesi e forse qualche interrogativo in più da porsi. Un'analisi del sangue potrebbe evitare un'altra morte e il dramma di un'altra famiglia. Ancora la meningite in Veneto, prima un forte mal di gola, poi la febbre alta fino a 39 e quindi il ricovero d'urgenza in ospedale, in questo caso ad Oderzo. La diagnosi è stata impietosa, meningococco di tipo B. La disavventura è capitata ad uno studente di 16 anni di Oderzo che frequenta un istituto superiore di Conegliano. L'adolescente attualmente si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive. Dopo il ricovero e la diagnosi, l'ULSS 2 ha avviato la profilassi. Sono stati complessivamente identificati 121 contatti tra familiari, amici, compagni di classe, insegnanti, operatori di soccorso e personale medico. Il ragazzo risulta regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B, avendo completato il ciclo vaccinale con 2 dosi nel corso del 24. La vaccinazione, spiega l'ULSS, potrebbe aver contribuito ad una forma clinica meno severa della malattia. Adesso andiamo da Daniele Garbin e da Simone Squarcina per un aggiornamento sulla annosa vicenda dei PFAS. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, indirettamente proprio riguardo i PFAS, ma è un caso specifico, ci riferiamo al caso Silva, l'azienda a Montecchio Precalcino che ha chiesto un ampliamento per espandere la zona di lavorazione. Lei si occupa di argille, della lavorazione delle sabbie ferroviarie, ma insomma è un progetto complesso che chiederebbe di stoccare altri rifiuti. Il problema è che si trova in una zona vicino alle risorgive, nelle aree a ridosso anche degli acquedotti padovani e veneziani, e questa richiesta di ampliamento ha messo in allarme i cittadini anche dopo il ritrovamento dei PFAS che sarebbero stati conferiti in quella zona attraverso i fanghi di lavorazione della pedemontana. Ecco, non è ancora certo, però insomma è una situazione che preoccupa cittadini e sindaci, che hanno chiesto anche un incontro in regione anche con l'assessore Elisa Vetturini all'ambiente. Ecco, una questione che viene anche portata avanti
dalla provincia che deve dare il parere tecnico proprio su questo caso, anche tenuto conto di una serie di altri problemi che riguarda la richiesta di ampliamento, e c'è stato questo incontro in Regione a Palazzo Balbi proprio con i sindaci della provincia, come Andrea Nardini, il Presidente della provincia. Come è andato l'esito di questo incontro? Beh, innanzitutto saluto molto volentieri il direttore che è in studio, e poi vorrei dire che quello che è più importante è rassicurare i cittadini che ancora una volta la provincia di Vicenza, non a slogan, non con una voce urlata, ma nella concretezza, è per la tutela dell'acqua e per la tutela dei sindaci e dei cittadini. Nei fatti, perché abbiamo ripetutamente sostenuto le opinioni della cittadinanza per quanto riguarda la Miteni, e lo stiamo facendo ora anche per le terre di scavo qui PFBA, e faremo la stessa cosa anche per quanto riguarda la Silva, e quindi la volontà è di far sì che l'iter avvenga nel modo più corretto possibile, ma soprattutto nella tutela della salute pubblica e dei cittadini e dei sindaci interessati. Per questo abbiamo ribadito ancora una volta ieri con l'assessore Venturini come sia importante in questo momento evidenziare che la pratica è ferma proprio per questa attenzione, per questa richiesta di approfondimento che abbiamo fatto su delle eccezioni che aveva sollevato il Comune di Montecchio Precalcino. Siamo in attesa delle risposte, e in base alle risposte che avremo ci sarà poi un iter che la conferenza di servizi farà. Ma proprio per questa attenzione che abbiamo posto, l'esito dell'istruttoria non è assolutamente scontato, come invece una parte importante dell'opinione pubblica vuole fare credere, e quindi noi su questo stiamo lavorando concretamente come abbiamo sempre fatto da quando sono Presidente della provincia, e l'iter seguirà l'iter che la normativa prevede. Senta, prossimi passi, impegni in questo momento, dopo questo incontro, cosa prevedete? Sicuramente l'attesa delle integrazioni che la ditta che vuole insediare appunto l'ampliamento deve produrci, e queste verranno valutate. Dopodiché abbiamo condiviso con l'assessore Venturini l'opportunità di favorire ancora maggiore trasparenza, quindi stiamo valutando l'opportunità di incontrare i sindaci del territorio per presentare il progetto, perché purtroppo a malincuore abbiamo scoperto come molti di questi fossero preoccupati anche perché non conoscevano nel concreto il progetto, ma soprattutto l'iter che si sta sviluppando proprio atto a controllare quello che sta succedendo. Quindi valuteremo con l'assessore un possibile incontro per massima trasparenza, massima tutela di un bene primario, qual è l'acqua e qual è la salute dei cittadini. Va bene, Presidente, intanto la ringraziamo, noi seguiremo ovviamente l'iter. Direttore, se non ha domande da fare al Presidente, grazie. Noi restituiamo la linea. Grazie molte, grazie Daniele. Vediamo proprio l'incontro che c'è stato tra i sindaci e l'assessore all'ambiente e alla protezione civile, Elisa Venturini, ieri a Palazzo Balbi. La Regione apre al dialogo e rassicura i sindaci dei comuni padovani serviti da Acegas, APS Amga, i cui pozzi d'acqua nel Vicentino sono minacciati dal progetto di stoccaggio di rifiuti pericolosi della ditta Silva SRL. Incontro con l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, che ha dichiarato che la Regione approverà le aree di salvaguardia entro aprile. La Regione sta seguendo quelle strutture tecniche, e questo per rassicurarli che si continuerà a seguire il caso e a garantire il coinvolgimento degli amministratori. Gli amministratori padovani, preoccupati, hanno chiesto che l'approvazione del progetto finale del sito di stoccaggio di Silva spetti alla Regione e non solo alla provincia di Vicenza, visto che ci sono rischi concreti anche per la provincia di Padova. Come amministratori locali siamo molto preoccupati, la Regione ha deciso di ascoltarci, di questo siamo contenti, però le nostre preoccupazioni per ora non vengono meno, in quanto sia il nostro fornitore di acqua che la nostra autorità d'ambito ha votato parere contrario in valutazione di impatto ambientale rispetto a questo ampliamento, perché potrebbe porre dei rischi per l'acqua padovana. Ecco, questo è uno degli elementi principali. La valutazione di impatto ambientale in questo momento è seguita dalla provincia di Vicenza, noi contestiamo questa cosa, riteniamo che debba essere portata avanti dalla Regione del Veneto, perché interessa anche il territorio del Comune di Padova e anche un territorio, in piccola parte il territorio della provincia di Venezia.
Ancora una tragedia in montagna, lo si è saputo poco fa, vediamo il titolo del Gazzettino, uno scalatore che è precipitato su una lastra di ghiaccio, il compagno ha lanciato l'allarme ma l'amico è morto sul colpo, è avvenuto oggi, la vittima, stando a una primissima ricostruzione dell'incidente, sarebbe un 29enne originario dell'Alto Adige. E adesso andiamo invece a San Zenone degli Ezzelini da Vanessa Banzato e Andrea Benetti per la parte tecnica, perché ci sarà un nuovo cantiere per la seconda rotatoria e con i soldi della Regione del Veneto. Andiamo da Vanessa Banzato, a te. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio in mezzo al nuovo cantiere per la realizzazione del nuovo stralcio della rotatoria, proprio qui in centro a San Zenone degli Ezzelini, come il sindaco Fabio Marin, un centro che verrà totalmente riqualificato, stravolto e darà un grandissimo respiro alle varie attività che si affacciano sulla strada, oltre a mettere in sicurezza totale pedoni e ciclisti. Sindaco, una grande soddisfazione, soprattutto pensando alle battaglie legali che sono state portate avanti con la Regione, alla vittoria con questa causa risarcitoria importante che avete vinto proprio con la Regione. I risultati piano piano si stanno vedendo. Sì, la mia felicità è davvero tanta. Quando ho visto partire poi questo cantiere, davvero sono stato orgoglioso di quello che come amministrazione siamo riusciti a portare avanti. Un cantiere che farà rivivere, che darà un nuovo volto al nostro paese, che darà sicurezza e vivibilità. Una grande soddisfazione vedere questo cantiere in opera, una grande soddisfazione che deriva anche dal fatto appunto di quella causa risarcitoria che abbiamo vinto, di cui abbiamo già ricevuto tra l'altro le risorse dalla Regione, che prudenzialmente abbiamo vincolato in attesa che tutto si risolva. Sono comunque fiducioso perché con questa nuova amministrazione e con il nuovo presidente spero davvero che tra il Comune di San Zenone e la Regione Veneto possa esserci un nuovo dialogo fatto di collaborazione tra enti. 4.400.000 euro vinti appunto in questa battaglia. Tra l'altro lei ha detto che sono stati vincolati i soldi. In questo specifico caso sono stati usati i soldi vinti attraverso un bando regionale sulla sicurezza stradale e soldi comunali. Dove andranno a finire i soldi vincolati? A cosa serviranno poi? Esatto, qui abbiamo appunto usato il contributo delle risorse comunali, quindi quelli vincolati andranno a coprire quelle risorse comunali che abbiamo utilizzato in questo momento, ma poi ci sono altre opere da realizzare, perché non si tratta solo del cantiere di questa parte di via Roma, ma si tratta anche della parte di via Marconi, quindi manca tutta la parte appunto di via Marconi da mettere in sicurezza, e quello sarà l'altra opera che andrà realizzata, spero, il più presto possibile. Nello specifico questa rotatoria in realtà si andrà ad unire a quella costruita di recente. Esattamente, ci sarà un'unica rotatoria che quindi darà maggiore sicurezza, non ci sarà più quell'incrocio dove purtroppo succedevano tanti incidenti. E questa piazza? E questa piazza sarà l'obiettivo futuro. Adesso ci stiamo pensando, adesso incaricheremo anche qualcuno che faccia uno studio per capire come usufruire bene, come la cittadinanza potrà usufruire al meglio di questo enorme spazio che abbiamo a disposizione. Lei ci teneva a precisare proprio il fatto che con la realizzazione di quest'opera si andrà davvero a dare molto più respiro a tutte le attività che si affacciano sulla strada. Assolutamente sì, sarà veramente a beneficio delle attività che si affacciano qui sulla strada, perché andremo a spostare proprio l'asse stradale più su, creando una zona parcheggio, una aiuola e una zona pedonale vivibile. Finalmente non ci sarà proprio sicurezza all'uscita dei negozi, e quindi ci sarà vivibilità per la nostra San Zenone e per il nostro centro. Si possono dare i tempi? Allora, il lavoro al grezzo per quest'estate dovrebbe essere completato e spero per ottobre di riuscire a vedere il cantiere realizzato, comunque nell'arco dell'anno. Il suo sogno è quello di vederlo a Natale finito? Il mio sogno è quello di vederlo a Natale finito e vivere un bellissimo Natale con il nostro nuovo centro. Insomma, direttore, hai sentito tanti lavori che sono in vista proprio qui nel centro di San Zenone, ma l'obiettivo principale resta sempre quello di rendere sempre più vivibile, ma soprattutto sempre più sicuro il paese. Da San Zenone è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, Andrea Benetti, ovviamente grazie
anche al sindaco. Adesso parliamo degli stati generali della montagna, cerchiamo di capire anche di cosa si tratta con la nostra corrispondente da Belluno, responsabile della redazione di Belluno, Tiziana Bolognani, e l'operatore Stefano Bozzi. A te, Tiziana. Siamo a Villa Patta di Sedico, oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, un momento certamente di approfondimento relativamente alle tematiche che riguardano il territorio montano bellunese. Il Presidente della provincia Roberto Padrin tiene molto a questo appuntamento perché è un appuntamento che un po' deve tirare le fila di un ragionamento molto più ampio che riguarda il futuro della montagna. Sì, ho fortemente voluto questo momento di confronto, soprattutto perché qui deve iniziare un percorso che deve mettere insieme tutti, le istituzioni, i portatori di interesse, le categorie, il mondo delle parti sociali, perché dobbiamo costruire il futuro, non possiamo sempre pensare che siano gli altri, dobbiamo essere noi i protagonisti. Quindi penso che da qui potremo partire per veramente trovare soprattutto delle soluzioni che siano concrete e percorribili. Questo è un po' il tema di questo, soprattutto approfittando del momento delle Olimpiadi, che non potranno che portare uno sviluppo e una crescita del nostro territorio che noi dovremo essere in grado e bravi a governare. Ecco, in un momento in cui il tema, il cuore portante dei ragionamenti, dei dibattiti riguarda lo spopolamento del territorio montano, e in provincia di Belluno oramai siamo sotto i 200.000 abitanti. Sì, è innegabile, i dati poi presentati dalla CGIA di Mestre sia nell'analisi socio-economica ma anche quella demografica dimostrano le nostre difficoltà, soprattutto una crescita elevata dell'età media e quindi soprattutto la mancanza nei prossimi anni di forza lavoro, e questo è un tema che deve guardare a quello che un po' abbiamo sempre analizzato in questi soprattutto ultimi mesi, il tema della residenzialità. Dobbiamo essere attrattivi per portare gente da fuori, però al tempo stesso garantire loro gli alloggi per poter poi lavorare, e questo è un tema che va approfondito anche col mondo dell'industria, con le associazioni di categoria, perché tutti insieme dobbiamo cercare di fare la nostra parte per garantire questo, altrimenti noi andremo in sofferenza con non solo i servizi essenziali ma anche con il lavoro. Ecco, a proposito di servizi essenziali, si sta facendo davvero un grande lavoro proprio in questi giorni. Ieri l'ultimo incontro in prefettura al tavolo tecnico per la mobilità, per i trasporti durante le Olimpiadi. Sono uscite come dire, le prime proposte, anche la proposta di una metropolitana di superficie limitatamente al periodo olimpico, e però i cittadini bellunesi chiedono una mobilità più diffusa, perché se si vuole essere sostenibili contemporaneamente bisogna dare i servizi. Ce la faremo? Questo è il tema della sofferenza dei servizi passa anche attraverso ad esempio le figure degli autisti dei nostri pullman della Dolomiti Bus. I numeri sono impietosi, purtroppo in questi anni abbiamo perso almeno una cinquantina di unità. È chiaro che avendo meno autisti non sei più in grado di fare il servizio che facevi prima, quindi anche da questo punto di vista questa attività che la Dolomiti Bus porterà avanti durante le Olimpiadi sarà anche l'occasione per far vedere a moltissimi autisti che verranno da fuori con società che sono subaffitatarie proprio di Dolomiti Bus, di vedere un mondo che mi auguro possa loro piacere e soprattutto garantire che poi si possano fermare qua. Ecco che quindi, avendo una forza lavoro più ampia, riusciamo a garantire un servizio che è tra gli indispensabili di questo territorio. Senta Presidente, questo di oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, quali sono le prossime scadenze? Ma adesso noi costituiremo fondamentalmente 3 tavoli che saranno orientati verso la parte produttiva, quindi industriale, quella legata ai servizi e quella del riordino istituzionale. Questi 3 tavoli lavoreranno tra il mese di febbraio e il mese di aprile-maggio con tutta una serie di componenti che andremo ad individuare, che poi dopo essersi ritrovati ci presenteranno i risultati, che poi andranno ad un'assemblea generale che sarà soprattutto organizzata almeno in un paio di giorni, e non solo con presenze locali ma soprattutto anche a livello regionale, a livello governativo, in modo da presentare quella che è la proposta di futuro del nostro territorio voluta da noi. E così il sindaco di Longarone, il nostro Roberto Padrin con Tiziana Bolognani. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. È stato indagato per indebito
utilizzo degli agenti e peculato d'uso, ed andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina. Al centro dell'indagine ci sono 53 viaggi con l'auto di servizio per scopi personali. Andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina, a cui veniva contestato un uso personale indebito delle auto di servizio e degli agenti. L'accusa per il prefetto era stata derubricata in peculato d'uso dopo che il funzionario aveva restituito allo Stato 6.600 euro per ripagare il presunto danno erariale. Una cinquantina di episodi che venivano contestati a Messina nel periodo in cui era stato prefetto di Padova, come quando si sarebbe fatto accompagnare con l'auto blu a vedere il Gran Premio a Monza, o quando si sarebbe fatto venire a prendere dagli agenti nella sua abitazione di Milano, oppure accompagnare mentre era impegnato in un incontro a Roma dal suo sarto di fiducia a Caserta. Per alcuni di questi episodi Messina si era giustificato spiegando che il prefetto è in servizio 24 ore su 24. Il giudice per l'udienza preliminare, dopo aver ascoltato sia Messina che il suo avvocato che ne richiedeva il proscioglimento, si è pronunciato sul rinvio a giudizio chiesto invece dal pubblico ministero che ha coordinato l'indagine della polizia. La prima udienza è prevista il 10 giugno. Servizio di Valentina Visentina, oggi in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso. E vediamo il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che è andato a Roma per un summit dell'ANCI, tutti i comuni capoluogo che sono nella capitale per discutere delle questure sotto organico. Sicurezza, suona l'allarme e suona forte da tutta Italia per arrivare a Roma. Oggi il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, coordinatore dei sindaci dei comuni capoluogo dell'ANCI, ha convocato un summit per ribadire la necessità di potenziare le questure. Oggi ci siamo confrontati con gli altri sindaci delle città capoluogo sul tema della sicurezza. Dal tavolo sono arrivate alcune richieste molto specifiche. La prima è che c'è bisogno di maggior presenza dello Stato nelle nostre città. Le questure, non soltanto a Vicenza ma in tutta Italia, sono sotto organico. Abbiamo bisogno che le forze dell'ordine, per cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, abbiano le donne e gli uomini di cui hanno bisogno, abbiano i mezzi di cui hanno bisogno, sia garantita almeno una volante notturna ogni 25.000 abitanti. Per Vicenza vorrebbe dire averne 4, quindi vorrebbe dire avere una garanzia di presenza sul territorio. Una garanzia di presenza sul territorio delle forze dell'ordine, una richiesta forte che parte dall'ANCI ed è indirizzata al governo. Numeri alla mano, nel 2000 a Vicenza le volanti potevano contare su circa 40 agenti in organico. Oggi non è più così. Negli ultimi 18 anni la Polizia di Stato nel Vicentino ha perso 163 agenti, il 32% dell'intera pianta organica, passando da 499 a 336 uomini. Certo, oggi le polizie locali sul fronte della sicurezza possono giocare un ruolo fondamentale a supporto delle altre forze dell'ordine, ma per questo obiettivo i comuni hanno bisogno di risorse. Dal 2009 al 2024 abbiamo perso 12.000 agenti di polizia locale in Italia, siamo passati da 60.000 a 48.000. La richiesta è di istituire un fondo di 500 milioni a livello nazionale per consentire di ritornare a quei 60.000. È difficile far sicurezza, prevenzione, essere presenti sul territorio senza risorse, e su questo chiediamo risposte da parte del governo. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Truffano le discoteche con exit pass e drink card contraffatti, sgominata gang di ventenni ad Altavilla. E poi la folle fuga a bordo di un'auto rubata, un arresto e 3 denunciati, tra cui una donna e un minorenne a Camisano Vicentino. Travolse e uccise 2 amici di 16 anni, niente sconti, la procura rifiuta il patteggiamento. Un incidente che avvenne ad Arzignano. E a Camisano Vicentino il nonno violenta la nipotina, condannato a 6 anni e mezzo. I femminicidi e la violenza giovanile continuano a segnare la cronaca. Tra richieste di leggi più severe e la necessità di un cambiamento culturale, a Treviso 300 studenti hanno fatto un'analisi su rispetto e parità in un incontro con Gino Cecchettin per costruire prevenzione partendo dai giovani. Serve cambiare cultura perché insomma, la violenza non nasce all'improvviso, è radicata nella nostra cultura e noi dobbiamo estirparla con l'educazione.
Non ha mai smesso di ricordarlo, Gino Cecchettin, l'importanza di cambiare la cultura degli uomini. E le sue parole arrivano in un'altra giornata di lutto, mentre a pochi chilometri di distanza, alla Tisana, si consuma l'ennesimo femminicidio. Davanti a 300 studenti riuniti al Sant'Artemio di Treviso per un incontro sul contrasto alla violenza di genere, il papà di Giulia richiama il valore dell'educazione come primo strumento di prevenzione. Io sono convinto che ovviamente deve esserci un'unione tra genitori e scuola, però dove non arrivano i genitori perché magari impossibilitati, perché non hanno i mezzi, deve intervenire la scuola. Anche il presidente Mauro Pizzigatti della Fondazione Zanetti ha sottolineato il ruolo centrale della famiglia e della scuola nel costruire una cultura contro ogni forma di violenza. Per far comprendere l'importanza della vita, l'importanza della persona, l'importanza del rispetto verso gli altri, verso le differenze, l'importanza di parlare ma anche di sapere ascoltare. Per Cecchettin, di fronte a femminicidi e violenza giovanile, le leggi da sole non bastano. Senza educazione e responsabilità collettiva il cambiamento non arriva. Un patto sociale ce lo dobbiamo dare, quindi le leggi ci devono essere e chi infrange la legge ovviamente deve andare incontro ad una pena. Questo fa parte di ogni società civile, però è con la cultura, con i modi quotidiani che abbiamo di vivere che fa la differenza. Cosa le dà la forza di continuare a parlare ai giovani nonostante il dolore per la perdita di Giulia? Da un lato mi fa rivivere Giulia, perché noi abbiamo un modo concreto di vivere le persone, ma c'è anche un modo astratto e in questo momento Giulia vive, e poi per cercare di evitare che ci siano altre Giulie. Servizio di Nicola Marcato. Una giovane è stata molestata da un ubriaco sull'autobus che da Mestre va a Mogliano, era sotto shock, la madre ha scritto sui social: è sempre più uno schifo. Molestata da un uomo salito sul bus della linea 8E a Mestre insieme ad altri ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Questa la denuncia alla questura da parte della madre della ragazza scesa dal mezzo in stato di shock. Come ogni giorno la giovane si era recata a Mestre per lavoro per poi prendere al ritorno il bus che la accompagnava fino alla fermata del Terraglio a Mogliano, dove l'aspettava la madre. Vedendola turbata l'ha invitata a raccontare quanto accaduto. Uno dei ragazzi si sarebbe seduto accanto a lei toccandola e tentando più volte di baciarla. La ragazza sotto shock è riuscita ad allontanarlo ed è scesa anticipatamente dal mezzo. La madre ha raccontato l'episodio sui social anche per mettere in allerta gli altri passeggeri. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di bordo per fare chiarezza sulla vicenda. Servizio di Marta Zatta, vediamo la storia di uno studente bullizzato per una fidanzatina contesa, intervenuta la dirigenza scolastica perché l'alunno aveva smesso di frequentare e sono scattate le indagini. Una vicenda inquietante è quella che emerge a Bassano. Una giovane contesa tra coetanei avrebbe innescato una spirale di minacce, pedinamenti e violenze che ha terrorizzato uno studente minorenne, spingendolo a chiudersi in casa e a non rientrare a scuola dopo le vacanze di Natale. Secondo la ricostruzione, uno studente dell'ENAIP Bassano sarebbe stato seguito e intimidito in più occasioni da un altro minorenne, anche all'uscita da scuola. All'origine, come detto, la frequentazione della morosetta di un bullo. L'assenza prolungata dello studente ha fatto scattare l'allarme tra gli insegnanti e il dirigente scolastico, Loris Giuriatti, ha contattato la famiglia, facendo emergere un quadro di forte paura e disagio. In questo contesto un episodio di violenza avvenuto in via Colombo e culminato con una rissa tra giovani. Aveva aggravato la situazione perché un minorenne era finito all'ospedale con una prognosi di pochi giorni. Da lì la svolta con l'identificazione del presunto responsabile e la denuncia alla polizia. Ora la Procura dei minori indaga per chiarire le responsabilità. Dal dirigente scolastico Giuriatti l'appello ai ragazzi a segnalare subito situazioni potenzialmente pericolose, prima che la tensione degeneri, e ad affidarsi dell'istituzione, perché farsi giustizia non paga mai. Servizio di Ivano Tolettini, ed è stato catturato a Dubai
un importante narcotrafficante albanese di 39 anni, latitante dal 2019. L'operazione, che ha visto la collaborazione della polizia veneziana con le autorità degli Emirati Arabi, ha consentito di chiudere il cerchio sull'uomo condannato in via definitiva a 8 anni e 7 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Era il capo di una ramificata organizzazione internazionale dedita al narcotraffico, operante a Venezia, specializzata nell'importazione di cocaina e marijuana dall'Olanda e dall'Albania, poi destinate alle piazze di spaccio della provincia veneziana e di altre province del Veneto. Il 39enne all'epoca dei fatti viveva a Noale, nel veneziano. I valori da un lato, i dati dell'attività dall'altro. La polizia locale di Belluno celebra il patrono San Sebastiano e presenta il consuntivo del 2025, che è stato considerato un anno intenso e positivo. La Polizia Locale di Belluno guarda al 2025 come un anno di forte impegno operativo. I dati presentati in occasione della festa di San Sebastiano raccontano un rafforzamento complessivo delle attività e una presenza sempre più capillare sul territorio. È stato un anno intenso, un anno dove abbiamo raggiunto gli obiettivi che abbiamo condiviso con tutto il corpo di Polizia Locale di Belluno, un anno che però ci dà uno stimolo a migliorare, a crescere, a programmare ulteriori attività a favore dei cittadini e della sicurezza della città di Belluno. Nella chiesa di Loreto, la celebrazione della Santa Messa alla famiglia dei vigili, si sono unite le autorità che, terminato il rito religioso, si sono ritrovate nella sala parrocchiale per un momento di incontro, ed è lì che il comandante Antonio Codemo ha ricordato i numeri dell'attività che va oltre il controllo del traffico. Oltre 600 le richieste di intervento gestite dalla centrale operativa, 58 le persone denunciate, quasi 3.700 i veicoli controllati. In aumento anche gli incidenti stradali rilevati, 98, il 20% in più rispetto all'anno precedente, con 59 patenti ritirate. Un presidio quotidiano fatto di prevenzione, supporto ai cittadini e collaborazione con le altre forze dell'ordine. Siamo la polizia di prossimità cosiddetta, il punto di riferimento dei cittadini, cerchiamo di esserlo sempre, il nostro motto è appunto esserci sempre, con le difficoltà del personale che purtroppo abbiamo, ma cerchiamo ogni giorno di essere presenti sul territorio. Nel 2025 sono entrati in servizio anche 2 nuovi veicoli ed è tornato operativo l'armamento del corpo, mentre per il 2026 sono previsti ulteriori investimenti a partire dal nuovo laser scanner 3D per i rilievi degli incidenti. Una polizia locale moderna che lo scorso anno ha implementato anche le dotazioni personali degli agenti, arma e taser, da usare come estrema ratio, puntualizza l'assessore Damiano. Unanimemente l'amministrazione ha ritenuto di dotare la polizia locale in maniera progressiva di una sorta di compendio di dotazione, prima il taser e poi l'arma, in maniera graduale, con piani di formazione prima, durante e anche dopo, in modo tale che si abbiano degli operatori in grado di maneggiare, usandola come estrema ratio, l'arma qualora fosse assolutamente necessario. Nota di merito e il riconoscimento infine a Domenico Varrà e Lidio Smali, i 2 agenti che il 1 marzo 2024 sventarono una rapina impropria ai danni dell'esercente di un negozio del capoluogo. La prima pagina dell'Arena di Verona, vediamo i titoli principali: il traffico e lo spaccio di cocaina e hashish, me la fate vedere per cortesia. Hashish a Verona, eseguite 3 ordinanze di custodia cautelare, e poi migliorano le condizioni del piccolo travolto dalla porta in allenamento, ma ora servono pali e traverse più leggere, responsabilità delle società. Stefani, il presidente Stefani, raccoglie l'appello di Alessandra e andrà a trovarla, è una disabile, gli racconterò dei 26 anni di tetraplegia e di battaglie. E poi la prima giornata a casa per Diego, nessun indagato, e nei prossimi giorni verrà sentito dagli inquirenti il giovane che era scomparso da casa, che è stato ritrovato a Milano. Adesso vediamo l'iniziativa dell'ex ministro della giustizia Roberto Castelli e di Davide Lovat del Movimento Resistere, che hanno lanciato 5 proposte di legge per cambiare la Costituzione su più fronti. Vediamo.
Vogliamo introdurre il principio dell'inviolabilità del domicilio in Costituzione anche sotto il punto di vista della legittima difesa. C'è l'inviolabilità del domicilio tra le 5 proposte di legge di iniziativa popolare presentate dall'Aula Fallaci di Palazzo Ferrofini a Venezia. A sostenere quella sulla legittima difesa l'ex ministro della Giustizia Castelli. L'obiettivo è quello di modificare l'articolo 14 della Costituzione e gli articoli 52 e 53 del Codice Penale. La Costituzione sancirà che la legittima difesa nel proprio domicilio è assolutamente inviolabile. Credo che sia un provvedimento che va addirittura secondo la morale naturale, perché, ripeto, il domicilio è il luogo dove l'individuo cresce, svolge le sue attività familiari e quindi è un luogo, direi, dal punto di vista laico sacro. Per far diventare legge la legittima difesa servirà a raccogliere almeno 50.000 firme. Noi abbiamo fiducia anche perché oggi c'è un nuovo sistema, un nuovo strumento che è quello di firmare digitalmente presso il Ministero della Giustizia. Con la legittima difesa da parte del Partito Popolare del Nord anche la proposta di modificare gli articoli della Costituzione relativi ai comuni montani per promuoverne l'autonomia delle province. Da Resistere Veneto arrivano invece le altre proposte, dalla sanità all'introduzione dello studio della storia veneta nelle scuole, dunque la modifica all'articolo 9 della Costituzione. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo facciamo, l'abbiamo già cominciato a fare su un'altra proposta che è quella degli ambulatori per vedere di aiutare i danneggiati da vaccino, e a maggior ragione questo che è un cardine della nostra proposta identitaria dello studio della storia, e poi ci sarà anche quello della lingua nelle scuole. Riteniamo che sia fondamentale nell'epoca della globalizzazione dare la possibilità alle persone di conoscere la propria storia per formare una identità consapevole. Servizio di Eddie Caliman, qualche minuto di pubblicità e torniamo da voi. L'apertura del Corriere delle Alpi, messaggi erotici via Telegram ad un minorenne bellunese indagato per tentata violenza sessuale, l'indagine della polizia, nel mirino un incensurato del 73. I fatti risalgono allo scorso anno, ha patteggiato la pena ma dovrà fare un percorso di recupero. E le forze dell'ordine, siamo a Trieste, hanno sgomberato un magazzino, il magazzino 4 di Portovecchio, dai migranti che occupavano da tempo l'edificio, attività di riconoscimento e trasferimento che ha coinvolto circa 150 persone. Erano circa 150 le persone che stamattina attorno alle 7 si sono radunate e sono state fatte convogliare sotto i portici d'ingresso del Portovecchio per un'attività straordinaria di sgombero del magazzino 4 dell'antico scalo da parte delle forze dell'ordine. Operazioni di questo tipo hanno dei precedenti e la prassi messa in atto era già rodata. Identificazione dei migranti, molti dei quali già in possesso della pratica di protezione internazionale, un controllo sanitario generale e il trasferimento via pullman in altre destinazioni. 110 migranti si sono fatti trovare già in fila poiché informati già ieri o nei giorni precedenti, altri sono stati individuati dentro i magazzini e fatti allontanare da quei locali dalla polizia, supportata dai vigili del fuoco. Le procedure si sono svolte in totale tranquillità. Erano presenti oltre alle forze dell'ordine e vigili del fuoco anche la protezione civile, la polizia locale e diversi rappresentanti delle associazioni che si occupano di fornire assistenza ai migranti. Per i ragazzi in sé è positivo, nel senso che si spera vadano in situazioni migliori rispetto a questi luoghi così fatiscenti e in cui sono lasciati in condizioni fatiscenti da una amministrazione, mi spiace non si può non parlare male del comportamento di un'amministrazione comunale che continua a insistere in una politica ottusa di non apertura di luoghi in cui potrebbe esserci un'accoglienza degna, dovrebbe esserci per questioni di umanità, per questioni politiche, per questioni sanitarie. Il sindaco è la più alta autorità sanitaria della città e dovrebbe lavorare in questa direzione. Abbiamo il mercato di Via Gioia che deve essere aperto, io dico senza le associazioni
questi ragazzi, ma la città intera sarebbero in una sofferenza ancora maggiore. Le associazioni Linea d'Ombra, ECS, sostituiscono un lavoro fatto che dovrebbe essere stato fatto da altri, Nel totale dei presenti la maggior parte era composta da uomini, ma si sono viste anche alcune donne e gruppi familiari, anche con bambini piccoli. A loro è stata data priorità per eseguire le formalità. Il magazzino 4 è stato sigillato per evitare ulteriori ingressi illeciti. Il trasferimento dei migranti vede diverse destinazioni, molti in strutture presenti in Friuli Venezia Giulia, altri in diversi luoghi identificati in regioni come Veneto e Lombardia. I numeri ad ogni modo sono elevati rispetto all'attuale capienza. Il difficile è rappresentato dal riuscire a trovare a tutti una collocazione idonea. Servizio di Bernardo Gulotta della nostra redazione di Trieste. Gulotta ha anche sentito la storia di un migrante pakistano di 23 anni. Si chiama Mohammed Zoraman, viene dal Pakistan, ha 23 anni e si trova a Trieste dal 2 gennaio. Ha compiuto un lungo viaggio fra Asia ed Europa, finendo anche in prigione in Polonia. Oggi aveva un appuntamento con la questura per la formalizzazione della richiesta di asilo internazionale. Tutto però rimandato a domani per le operazioni odierne che hanno fatto slittare altri adempimenti. Today I came here for interview, but they have rejected because they told us that today not possible because we will take more refugees because Oggi sono venuto qui per l'intervista, ma me l'hanno rigettata dicendomi che oggi è impossibile perché c'era da prendere in carico molti rifugiati. Qua in quest'area ci sono molte persone che hanno problemi, soprattutto di notte, c'è chi dorme al freddo, quindi visti tanti rifugiati da assistere, mi hanno detto di tornare domani. They have rejected our interview, so we will come tomorrow. Yeah. With the police, to questura. Questura, yeah. Andremo in questura per fare questa richiesta, siamo 7 amici e ci andremo domani. We will give interview tomorrow. Un lungo viaggio, prima in aereo, poi a piedi o con mezzi di fortuna, fino in Italia. In mezzo il carcere in Polonia, vicino Varsavia. I came from Pakistan to Dubai by air, and from Dubai to Russia by air, and after Russia I came Belarus by walk, and Belarus to Poland, and they have arrested us for 4 months. Provengo dal Pakistan, ho preso un aereo per Dubai, poi uno per arrivare in Russia, da lì verso la Bielorussia a piedi, poi in Polonia, dove ci hanno arrestato e messo in prigione per 4 mesi. Eravamo vicino a Varsavia, 4 mesi in carcere, poi una volta uscito sono andato in Germania, in Belgio, in Francia e infine in Italia, dove voglio rimanere. And from Germany to Belgium, Belgium to France, and from France to Italy. Italy my last destination, and I can't explain Italy. Difficile da spiegare il perché, ma in Italia ci sono più opportunità, specialmente per chi è un rifugiato. Per questo sono qui. Da qui la volontà di costruirsi una nuova vita, ottenendo i documenti e un domani un lavoro per poi ritrovare la sua famiglia. First of all, I will take documents, inshallah very soon. Per prima cosa vorrei ottenere i documenti, è la priorità, poi sì, trovare un lavoro e ricongiungermi con la mia famiglia. After that my family. Questa è l'odissea dei migranti della rotta balcanica e sullo sgombero sentiamo anche il commento del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Senti, Massimo? Beh, intanto grazie alla prefettura che stanno facendo queste cose qua. È importante portarli via anche perché loro vogliono essere portati via, perché con meno 2 che avevamo, per cui sono molto soddisfatto di questa operazione che hanno fatto, ne faremo una seconda a breve, per cui cerchiamo di liberare questi magazzini, anche perché ho sempre paura che non succeda un incendio, basta vedere quello che è successo in Svizzera, insomma sai, sono quelle cose che non ti fanno dormire di notte. Erano presenti anche le associazioni, Linea d'Ombra ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale dicendo che queste situazioni si verificano perché il comune non vuole aprire una struttura come quella ipotizzata in via Flavio Gioia per evitare che loro si accampino a Porto Vecchio. Come risponde? Cari concittadini, abbiamo speso 22 milioni che sarebbero 43 miliardi delle vecchie lire per i minori stranieri e questi parlano. Quindi nessuna volontà di sedersi al tavolo per queste strutture temporanee del comune? Ma no, ma sto dicendo, stiamo facendo un'operazione, sono 22 milioni, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Ripeto, l'ho fatto in lire, così l'ho capito meglio, sono 43 miliardi e 600 milioni delle vecchie lire, spese per i minori stranieri, perché sai, come arrivano al confine vengono consegnate al Comune di Trieste e le associazioni parlano. E a Pordenone una signora di 82 anni è stata salvata in extremis dai vigili del fuoco dopo un principio di incendio nella sua abitazione. Andiamo.
Lei, la signora che era per terra, era fuori qua che parlava anche con i pompieri. Io non avete messo dentro in appartamento. Anzi, non me ne neanche accorto. Tragedia sfiorata nella tarda serata di martedì 21 gennaio a Pordenone, dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano del civico 13A in via Colvera. L'occupante, rimasta intrappolata tra le fiamme, è un'anziana di 82 anni, trovata a terra priva di sensi. Abbiamo sentito bussare alla porta, era la vicina del piano di sopra che ci informava che c'era tanto fumo nella scala. Poi abbiamo provato a bussare alla signora perché abbiamo capito da quale porta provenisse, ma non ottenendo risposta abbiamo deciso di chiamare i pompieri. Era in stato poco cosciente. A dare l'allarme la vicina di casa Rosanna Marino, contattata telefonicamente dalla nostra emittente, che intorno alle 22 ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco. L'anziana è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari e trasportata al pronto soccorso. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, anche se, secondo i vicini, potrebbe proprio essere stata una sigaretta a dare inizio a tutto. Quando i vigili del fuoco le hanno chiesto se stesse fumando, lei ha detto di sì in camera da letto. Quindi è probabile che magari, non so, si sia addormentata, non saprei. Lei ha fumato, per cui ha fumato, perché l'ho vista tante volte. Per terra era tutta a carta. Lei ha sua cucina tutta a carta, tanto alta così a carta. La palazzina è stata infine messa in sicurezza. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse nell'intero stabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Servizio di Esmeralda dalla Longa. Monia Zanette, madre italiana di Pordenone, dovrà lasciare il suo appartamento Ater entro marzo, nonostante lavori come badante part-time. Dice di non ricevere aiuto dalle istituzioni e teme di doversi ritrovare per strada e ha chiesto aiuto alla nostra emittente. In questo momento non è che la sto vivendo molto bene perché comunque ho sempre crisi d'ansia e la preoccupazione di non sapere dove andare. Oggettivamente parlando io non ho un posto dove andare e la mia preoccupazione va anche a mio figlio. Lei è Monia Zanette, cittadina italiana, originaria di Orsago e residente a Pordenone. Dal 2018 vive con il figlio, ormai 19enne, in un monolocale Ater, ma la sua situazione è destinata a cambiare. L'ASFU infatti le avrebbe comunicato che dovrà lasciare l'appartamento entro il 28 febbraio. Credo che gli alloggi Ater siano destinati a persone come me, e non solo io, che hanno questo tipo di difficoltà, cioè non abbiano un reddito alto e che non riescano a far fronte praticamente alle spese di un alloggio in una palazzina privata. In questi anni Monia ha sempre lavorato e attualmente svolge l'attività di badante part-time. Nonostante ciò e nonostante abbia presentato domanda per una casa popolare nel 2019, oggi si troverebbe al 77° posto della graduatoria, una posizione considerata troppo bassa, e ora dovrebbe attendere un nuovo bando. Disperata si rivolge alla nostra emittente in cerca di aiuto, denunciando di sentirsi esclusa dalle istituzioni che a suo dire le avrebbero chiuso le porte. Ho chiamato anche il comune per poter parlare con l'assessore, ho chiamato l'Ater, però mi è stata negato, mi sono stati negati questi incontri e quindi niente, così non ho ricevuto telefonate, non ho ricevuto niente da nessuno, non so nemmeno cosa fare perché non ho nessuno a cui potermi rivolgere. E quindi a quel punto andrò davanti al comune perché io sono qui per chiedere, non sto chiedendo la luna, sono qui perché sto chiedendo di avere un alloggio definitivo dall'Ater, punto, io non chiedo altro. L'appello di Monia ora ai nostri microfoni è forte e chiaro. Il mio appello è che le istituzioni si mettano la mano nella coscienza e cercare appunto di aiutare persone come me ad avere una vita minimamente più dignitosa. Questo è il mio appello. Non si è fatta attendere la replica dell'assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci. L'alloggio era stato comunicato da tempo come temporaneo ed è già stato oggetto di una proroga, oggi non più rinnovabile. Da parte del comune sono state attivate tutte le misure di competenza e restano al vaglio ulteriori soluzioni, attuabili però solo con il consenso dell'interessata. Possiamo comunque assicurare che la signora non verrà lasciata senza un tetto sopra la testa. Servizio di Federico De Ros. Vediamo una notizia dalla tribuna di Treviso. Muore
poche ore dopo il fratello, se mi fate vedere la prima pagina della Tribuna, muore poche ore dopo il funerale del fratello, Mario e Bruna Dal Pos, un secolo di affetto. Lui aveva 91 anni, lei 96, si erano aiutate a superare le atrocità della Seconda Guerra Mondiale. La famiglia e l'intero paese di San Fiora hanno pianto i due fratelli mancati a poche ore di distanza. Il caso del questionario sui licenziamenti alla Blue Ergo di Castelfranco finisce in Parlamento con una interrogazione della deputata del Movimento 5 Stelle Appendino, mentre l'amministratore delegato si scusa per le modalità. Il clima resta pesante in azienda e oggi c'era un pezzo in prima pagina del Corriere della Sera di Gramellini, la vicenda in cui appunto è girato questo questionario in cui si diceva chi pensi che sarebbe giusto licenziare? Sentiamo. Questo quesito ha seminato una grande polemica, un grande polverone. Cosa ne pensa a riguardo? Beh, col senno del poi posso solo scusarmi di come ho fatto con i miei dipendenti, mi scuso che questa polemica, ma soprattutto la sensazione di essere lasciati esclusi o di escludere abbia creato questo tipo di approccio. Parte dalle scuse l'amministratore delegato Bruno Scappin, ma la polemica attorno alla Blue Ergo di Castelfranco Veneto non si placa. Al centro delle critiche il questionario distribuito ai dipendenti con la richiesta di indicare quali colleghi licenziare in caso di esuberi. Un'iniziativa che ha acceso un forte dibattito e ha attirato l'attenzione anche della politica. Durissimo l'attacco della deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che definisce il questionario inaccettabile e annuncia un'interrogazione alla ministra del Lavoro Marina Calderone. L'azienda respinge le accuse e invita la parlamentare a visitare lo stabilimento, ribadendo che l'obiettivo non era quello di avviare licenziamenti, ma di trovare soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro. Io invito la senatrice a venire a trovarci, così si rende conto che qui non esiste quello che in qualche maniera si capisce o si legge nella sua dichiarazione. Intanto il caso ha provocato forti proteste sindacali. I lavoratori riuniti in assemblea già programmata con le rappresentanze parlano di un clima pesante e di una scelta che rischia di mettere le persone una contro l'altra in un momento già segnato dalla crisi. Ma questo quesito, io sono anni che faccio questo lavoro, ma è una cosa che non ho mai visto da nessuna parte, anche perché non si può far decidere ai lavoratori le scelte che sono in capo all'azienda. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa surreale. Nel tentativo di abbassare la tensione, l'amministratore delegato assicura ora la volontà di ripartire dal confronto, auspicando una soluzione condivisa con i lavoratori e sindacati per superare la crisi e garantire un futuro all'azienda. A me interessa il futuro dell'azienda, però con i suoi dipendenti, quindi questo è quello che io lavorerò. Servizio di Nicola Marcato, ed è successo in un'azienda, l'Electrolux di Susegana, un lavoratore ha masticato una cimice presente nella verdura e si è sentito male, è stato costretto a lasciare il lavoro. È successo martedì sera durante la pausa cena, quando si è recato in mensa e nel piatto ha trovato una cimice. Dopo averla inavvertitamente masticata, quest'uomo si è sentito male tanto da dover lasciare il posto di lavoro. Vomito e conati lo hanno perseguitato per 24 ore. Da tempo, fanno sapere in una nota le RSU aziendali, il servizio mensa gestito da Sodexo per circa 1500 dipendenti tra diretti in appalto che operano nello stabilimento trevigiano di Electrolux è nel mirino di forti critiche per il decadente servizio che viene offerto. Quantità, qualità e scelta dei piatti non corrispondono alle intese vigenti definite negli accordi tra sindacato e impresa, dicono i sindacalisti della RSU. Allora adesso con Francesca Bozzo, Francesca Pezzo e Andrea Basso andiamo in pubblicità, tra poco. Grande entusiasmo per la fiaccola olimpica in tutto il Veneto. Domenica sarà accolta nel Feltrino e in Val Belluna, prima
di entrare nel capoluogo per l'accensione del braciere prevista per le 19:30. Il giorno seguente, cioè lunedì prossimo, segnerà la storia per un sogno che si ripete a 70 anni dall'Olimpiade del 1956. C'è grandissimo entusiasmo, lo sarà anche qui. Domenica entrerà Feltre alle 16:30 e sarà un momento di veramente grandissima condivisione per tutti i bellunesi. L'auspicio è che siano numerosi i bellunesi ad accogliere la fiamma olimpica. Il sito Dolomind si augura che l'evento possa accendere davvero il sorriso sui volti di chi, a dirla tutta, è rimasto un po' freddino fino ad ora. A guardare l'entusiasmo che sta sostenendo i tedofori nel viaggio in Veneto, i presupposti ci sono. L'ho sempre detto che la presenza della torcia, della fiaccola, della fiamma sul nostro territorio avrebbe sicuramente scaldato i cuori di tutti e fatti entrare in quello che era il clima olimpico, come lo stiamo vedendo dalle immagini in tutte le città dove i tedofori la portano. C'è grandissimo entusiasmo, lo sarà anche qui. A Belluno la festa scatterà alle 17 in Piazza dei Martiri e si concluderà all'accensione del braciere prevista attorno alle 19:30. Organizzazione farraginosa, gestita però nel migliore dei modi dagli uffici comunali. Finalmente un coronamento di anche più di un anno di lavori, di iniziative per le scuole, per la cittadinanza, iniziative culturali che abbiamo fatto sul tema delle Olimpiadi, e quindi adesso arriva la luce della fiamma olimpica a Belluno. Ancora top secret e ufficialmente per motivi di sicurezza l'identità dei tedofori, fatte salve le 3 indicazioni consentite ai comuni per le tappe della fiamma a Belluno e a Cortina. È stata chiaramente un'operazione un po' controversa perché Belluno fortunatamente sforna un'infinità di campioni, però 3 ne dovevamo scegliere e abbiamo cercato delle motivazioni concrete su questi 3 nomi. Che sono Deborah Darold, campionessa mondiale a squadra nel tiro a segno dinamico, e gli atleti paralimpici Davide Giozzet e Lorenzo Iannetti, che vanta 8 medaglie ai mondiali di Bangkok dello scorso settembre. Abbiamo visto Iannetti ieri vicino al Presidente della Repubblica, qual è stata l'emozione? Lorenzo è un ragazzo fantastico, io ho avuto modo di conoscerlo un paio di anni fa, l'abbiamo invitato in comune col sindaco quando facevamo le pergamene dello sport, è il simbolo della determinazione, del sogno che diventa realtà e del non porsi mai dei limiti. E oggi la fiaccola olimpica in Friuli Venezia Giulia, ieri portata da Red Canzian in centro storico a Treviso davanti a 4.000 persone. Red Canzian con la moglie Beatrice, i figli Chiara e Phil, e ieri sera poi è arrivata a Venezia con l'arrivo in piazza San Marco ad accendere il braciere la storica campionessa paralimpica di tiro con l'arco Sandra Truccolo. Sandro, gli ultimi metri. Sandra Turco, è vicinissima. Ecco qua sul palco, l'Olimpia, a Roma, a Venezia, a 776 a.C. Un'altra pagina di storia si sta per scrivere qui a Venezia. E ci siamo, a Venezia c'è! Venezia c'è! Venezia! Mi ha fatto un po' ricordare il podio olimpico e quindi l'emozione è stata tanta, veramente. Quanto emozionante è arrivare qui in piazza San Marco di fronte a tantissime persone e accendere, trovarsi proprio questa fiamma davanti. Beh, tantissimo, perché poi è la piazza più bella del mondo, quindi sicuramente tanta emozione vedere così tanta gente che ti acclama, ti applaude. Beh, è stato bellissimo, veramente, molto molto emozionante. Lo sfondo della fiamma qui accesa con la Basilica di San Marco e il campanile ha qualcosa di unico, e questo è anche la grande vicinanza con Cortina d'Ampezzo che unisce Venezia a Cortina d'Ampezzo e quindi la rende quel marchio del Land of Venice, il Veneto, unico nel mondo.
Venezia, magari va bene i soldi in casa, ma è memorabile, insomma. Incantava questa sera il Canal Grande illuminato, soprattutto dalle fiaccole, con un accompagnamento, un'atmosfera decisamente unica. È una grande emozione, sì, perché diciamo che dopo, è venuta qua nel 2006, mi sembra l'ultima volta, dopo 20 anni è ritornata la fiamma. Della fiaccola olimpica in piazza San Marco. Stasera Focus alle 21:15. I nostri ospiti: Fabiano Barbisan, Marco Brigo, Gianantonio Darè, Pierangelo Del Zotto, Isabella Dotto, Alvise Gottardello e Giampaolo Lorenzato. È tutto, grazie molte ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso e buona giornata.